Buonasera a tutti. Allora io parlerò di criticità di fanghi, chiaramente a nome delle comunità. Allora, faccio subito dei riferimenti alla delibera 42 della provincia del 2012, nella quale ha contribuito anche il signor Tichinoli. In essa, tra le varie disposizioni, abbiamo un paragrafo intitolato Sistemi di prevenzione, trattamento e impianto dell'emissione dei rifiuti trattati e pronti per il recupero agronomico. Al punto 3 si precisa: se all'atto della movimentazione del cumulo per il trasporto si sviluppano odori o vapori ammoniacali particolarmente forti e persistenti, sintomo di una stabilizzazione non ottimale del fango, è necessario che il cumulo rimanga in impianto e sia sottoposto ad ulteriore passaggio di trattamento nel caso di trattamenti chimici o fisici. Evidentemente questo non avviene mai, viste le lamentele quotidiane e generalizzate nei periodi di spargimento. Questa disposizione deve essere fatta rispettare. Non dovrebbe essere necessario che si telefoni ai vigili per far constatare questo grave fastidio, che, sommato ad altri poco gradevoli aromi, rendono la nostra città invivibile in alcuni periodi. Ma chiediamo, se fosse possibile creare un piccolo nucleo di polizia urbana che intervenga con sistematicità, basterebbe un minimo di preparazione mediante un precorso che l'ufficio rifiuti della provincia, nella figura della Vecchio, si è benedetta lieta di organizzare gratuitamente. Invitiamo i nostri amministratori a prendere gli opportuni contatti. Una seconda criticità, se la vediamo sempre nella delibera provinciale, nel paragrafo intitolato con partecipazione alle azioni di controllo da parte delle ditte che svolgono l'attività di sperimento fanghi. Con questo paragrafo fu deliberata la costituzione di un fondo da alimentare con contributo dei produttori, pari a 0,15 euro per tonnellata, quindi 15 centesimi, tonnellata trasversale. Il fondo sarebbe stato da utilizzare per controlli aggiuntivi a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale. Dico dovrebbe perché non abbiamo avuto notizie e le abbiamo chiesto per iscritto e attendiamo ancora di avere una risposta. Questo contributo all'atto della delibera è stato dato per certo, perché i produttori di fanghi avrebbero contribuito volontariamente. L'amministrazione, che ne ha conoscenza, ha sollecitato questa pubblicazione, ha chiesto l'esito dei fantomatici controlli. E questo, facciamo una terza criticità, che è una delle maggiori, e riguarda l'accumulo delle sostanze inquinanti, in particolare dei metalli pesanti. Nonostante ciò che viene detto da ARPA e ISPRA, che dicono che ci sono significate variazioni sulle culture sui terreni, com'è possibile che non ci sia accumulo dopo decenni di spargimenti? I metalli non si volatilizzano, dovremmo trovarli nel terreno e nelle culture, magari composti diversi, legati ad altre molecole, ma certamente di pessimo effetto. E che dire delle falde acquifere? Nella normativa fanghi non esiste neppure l'obbligo di analisi delle falde sottostanti terreni sui quali questi vengono sparsi, e si fa una grossa lacuna. Ovviamente la provincia tramite ARPA ha organizzato e tiene sotto controllo le nostre acque. Sapete con quale risultato? Un report del 2012. La qualità delle nostre acque è scarsa perché sappano di pentazzone, molinate, su motori di fitofarmaci, oltre a ferro, manganese e protoammoniacale, questo è il principale. Ricordo a tutti che la nostra acqua potabile è a 200 metri di profondità. Questa la dice lunga sul deterioramento del nostro territorio. Vi sembra logico e prudente sfraggiare altre sostanze che sappiamo esistere nei fanghi finché non si è attrezzati per riservare la qualità delle acque? Utilizziamo il buon senso, per favore. Nel report sopra richiamato, ARPA si legge che chi di competenza dovrebbe garantire con misure appropriate che la qualità divenga buona. Ridicolo sperare nell'eccellente, che sarebbe il grado superiore. Questo entro il 21 dicembre del 2015. Figuriamoci, ma all'origine sono già state previste alcuna proroga, visto la compromissione delle parti. Cosa dice ISPRA?
che afferma, tra virgolette, la qualità dell'acqua e dei suoli della regione presenta aspetti di criticità tali da limitare la sostenibilità di ulteriori raccolti di nutrienti. L'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve pertanto contrarsi. In vista di tale obiettivo, la Regione ha assunto impegni con le autorità di ambito per la definizione e la realizzazione di programmi idonei alla riduzione del volume di fanghi da smaltire e riciclare. E questo riguardava la Regione. Se la Regione già satura, cosa si dovrebbe dire alla nostra provincia dove si spande il 50% dei fanghi lombardi? Molte cose non vanno, il sistema quindi non è garantista. Ecco allora un punto sul quale far leva per contrastare gli insediamenti, che sia volontare, che sia eco, per qualsiasi altro. C'è un principio di precauzione, è previsto dal decreto legislativo 99. No, questo pardon, è un'altra cosa, questo qui è una premessa. Nel decreto legislativo 99 si prevede che lo spandimento dei fanghi al suolo è vietato, messi poi su diverse cose, quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e o animale o alla salvaguardia dell'ambiente. Non si parla affatto di danni accertati, ma del pericolo che questi avvengano. Allora, si è valutata la possibilità di richiedere l'applicazione del principio di precauzione. Certo non è una disponibilità del comune, credo neanche della provincia, probabilmente del prefetto, però bisogna attivarsi in quel senso. Allora, l'articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE, e l'articolo 31 del secondo comma del decreto legislativo 152 e l'articolo 301 del codice dell'ambiente viene trattato questo principio. Naturalmente anche la provincia li dovrebbe ricorrere, certamente non solo i comuni, però partendo dai comuni potrebbe fare pressione. Già nel 1992, fatto un po' all'interno per capire meglio questo principio, alla conferenza dell'ambiente e dello sviluppo della nazione di Rio de Janeiro, alla quale parteciparono 180 stati, si affermò: al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe sempre essere ampiamente utilizzato dagli stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate e definitive anche in rapporto ai costi, diretta a prevenire il degrado ambientale. Poi segue un altro paragrafo, sempre tra virgolette. Il fatto di invocare il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte, e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente, sulla salute degli esseri umani, degli animali, delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione del genere. Infatti il pericolo del danno è intrinseco nei fanghi a causa delle sostanze in esse contenute e in assenza di danni certi che il loro bioaccumulo nell'ambiente. A livello comunitario, nazionale e regionale è maturata l'idea che tutta la normativa vada rivista. Intendo quella del controllo fanghi, che infatti ne sta discutendo sia l'ISPRA che il Ministero che anche la nostra regione. Non diciamo che in tale situazione si rende indispensabile, noi diciamo che in tale situazione si rende indispensabile almeno una nuova storia, almeno per nuove quantità. Non saranno ulteriori quantità di fanghi a salvare l'agricoltura locale. Il problema è comune a tutta la Lombardia. Forse con una volontà, un'opera congiunta di sindaci, queste sono tutte iniziative magari complesse ma di doveroso impegno. Esse sarebbero supportate con la massima determinazione e con tutti i mezzi da parte nostra, per quel che contiamo. E credo anche di tante associazioni che aspirano al miglioramento della qualità della vita e alla salvaguardia del nostro territorio. Lo possiamo garantire, indipendentemente dal colore politico delle varie amministrazioni. Grazie. Mi piace sottolineare che nell'intervento iniziale si parlava di questa delibera del 2012, alla quale poi non è dato seguito né da parte di chi spandeva i fanghi né neanche dalla provincia. Quindi
vacanza, che comunque sarebbe servita per fare dei controlli sullo spartimento. Grazie per l'informazione che la polizia provinciale e a questo punto coinvolgere anche la forestale, poi no, perché no? Quindi per i controlli, anche perché sappiamo tutti che il nucleo di polizia locale, pur essendo molto operativo in città, staccare del personale per fare controlli diventa un po' problematico per quanto riguarda poi l'ordine all'interno della città, però ci si può anche pensare, possiamo anche organizzare la cosa. Se c'è un supporto anche della polizia provinciale e della guardia forestale si può no, volevo ricordare, abbiamo parlato con la Regione Lombardia che, ricordate, nel 2009 aveva vietato lo smaltimento dei fanghi, quindi un ricorso al TAR da parte del comune che ha comunque contestato la nostra ordinanza e quindi poi alla fine in parte della ragione alle società di smaltimento. Ma questi sono successivi, questi report? Sì, ma per esempio un altro punto che noi porteremo sicuramente, questo è un dato che ci viene fornito dalla Regione, parla dei residui derivanti dai processi di depurazione e pari circa 1.950.000 tonnellate anno, mentre per quanto riguarda i processi di trattamento il dato è pari a circa 2.211.000 tonnellate, quindi con differenza di 260.000 tonnellate che comunque alla fine praticamente vanno a prendere fuori regione, quindi praticamente anche questo è un punto che potrebbe essere giocato sul tipo di poter aprire un altro impianto per andare a prendere i fanghi in altra base per sopravvivere, quindi è un punto in cui noi batteremo oltre altri punti che porteremo con successiva delibera che porteremo poi in conferenza. Sulla salute c'è un esempio nella nostra zona, ad esempio Gambolò, che ha dimostrato che non è tutto scontato. No, ma è un'altra cosa. No, ma è un'altra cosa, però facciamolo anche a Montano. Vediamo come facciamo a Montano. Non puoi loro avevano fatto A Gambolò hanno deciso e gli hanno dato ragione, le distanze non di 100 metri, ma di 500 metri. Io credo che questo sia già un passo in avanti per ma l'ha fatto prima. no, noi abbiamo 100 metri. No, noi abbiamo 100 metri. Gambolò ha ricorso al Consiglio di Stato e ha vinto. Quindi non è sempre sì, ma Gambolò l'aveva inserito nel PGT. Mortaro dovrebbe fare una variante al PGT. E fai. Se sei veramente... Se vuoi fare la produzione, usi tutti i mezzi, ma non qui.